un'associazione che ha un nome difficile da pronunciare, ma però che ha un bellissimo significato, perché mi hanno insegnato, e sono andata proprio a leggermi tutta la storia di questo, che vuol dire il luogo dell'amicizia sincera. Ecco, io credo che con questa frase possiamo dire che questa associazione sta lavorando nel nostro territorio per dare seguito a delle attività sportive, ma non solo. Sono stati bravissimi, sono riusciti a coniugare questi due elementi, arte culturale e arti marziale, è un'occasione per noi. Ringrazio chi ha lavorato per l'allestimento di questa mostra e non solo, perché sono stati bravissimi, ci hanno detto una riunione, perché c'è stata una iniziativa e vi assicuro che si ascolta con piacere, dando sguardi. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto io mi scuso, non è mia abitudine arrivare in ritardo e quindi davvero chiedo molto scusa perché se sapevo che ero così tardi davvero avrei... e quindi mi scuso moltissimo. E mi piace fare un passo indietro perché credo che di questa iniziativa che io indossavo la fascia da sindaco è stata proprio in occasione dell'inaugurazione della sede per sempre, perché quando si indossa la fascia da sindaco la prima volta c'è questa emozione. E in quell'occasione l'iniziazione a questo mondo che io non conosco e nel quale appunto va ed è un'iniziativa che va nella nostra direzione, cioè nella direzione che le culture per la necessità principale è quella di incontrarsi, di conoscersi e solo poi si diventa amiche. E quindi credo che questa sia l'occasione, ovviamente, che ci permette di imparare l'uno dall'altro. E quindi in questa occasione l'auspicio è quello di regalarci un'opportunità e chissà perché no, visto il periodo storico, insomma anche di trarre veramente degli insegnamenti, non so quali serate saranno disponibili, ma mi chiedo un'opportunità per la mia comunità e quindi davvero questa sera è l'occasione per questa prossima settimana, insomma. E quindi davvero il benvenuto a tutti e un buon inizio di percorso e un grazie soprattutto della pazienza e della presenza. Tutto, praticamente il sindaco e l'assessore, bravissimi, siete proprio di mestiere, no? Si vede che sapete, è un'associazione sportiva dilettantistica, nel senso che ciò che ci fa andare avanti è veramente la passione, non sportiva nel vero senso della parola, che ci piace però non fare solo il karate o il tai chi, ma anche guardarci attorno, per cui ci siamo appoggiati a degli artisti proprio per espandere i nostri orizzonti, perché le associazioni sportive particolari, insomma una parlerà delle armi giapponesi, ne abbiamo parecchie, le abbiamo portate dal Giappone, brevemente faremo vedere come si usano, insomma, qui in questa sala, ciò che vediamo qua attorno, ce lo spiegheranno, insomma, ecco. Un'altra sera invece ci sarà una professoressa della Ca' Foscari di Venezia, e un tatuatore che però non spaventatevi, questo sfruttando chiaramente le forme comunque sensuali, e anche in Giappone chiaramente è una tecnica di costrizione erotica, è vero, però ci accoglie, diciamo, con un'interfaccia, per usare un termine informatico, visto che lui veniva da quell'ambito lì. Il viso, nel caso di scarpette rosse della donna, è diciamo come una piccola rete, una fitta maglia. Anche la rete diciamo ha questa